Ancora una volta il governo torna ad occuparsi della scuola, in particolar modo si occupa del dimensionamento, quindi del numero di alunni, degli istituti. Devo essere onesta, quando ho letto la notizia non mi sono stupita più di tanto. Non mi sono stupita perché di fatto questo argomento era stato già affrontato una ventina d'anni fa, quando con il ministro Gelmini il numero minimo di alunni era stato portato proprio a 900 in tutta l'Italia. Poi certo, la Sicilia, ricordo che fu una notizia insomma che fu diffusa immediatamente insomma in tutti i social e tutti i quotidiani che si occupano di scuola, la regione fece ricorso alla Corte Costituzionale e vinse questo ricorso per cui il numero di alunni per istituto in Sicilia è rimasto 600. E quindi siamo arrivati fino ad ora con un numero medio che va in Sicilia da 4, 5, 600. Alcuni istituti raggiungono i 1000, ma sono soprattutto i superiori. I comprensivi è difficile trovarli così numerosi. Ed ecco, questa io ritengo che sia la ragione per la quale dal grafico che è stato pubblicato rispetto alle scuole che verranno, tra virgolette, soppresse, la Sicilia, per esempio, è al secondo posto, però per la Sicilia sono 109 scuole che vengono accorpate e personalmente ritengo che sia proprio legato al fatto che in Sicilia le scuole sono veramente di numero di alunni ridotto. Io vengo da una realtà che è la Toscana dove tutti gli istituti sono composti da 7, 8, 9, anche addirittura 13 plessi, con una media di alunni di 1000 e passa alunni. Questa ritengo che sia la ragione di questa differenza del grafico, che noi vediamo insomma in questi grafici. Gestire una scuola con 1000 alunni è difficile, ne risente probabilmente la qualità della didattica, perché un dirigente che dirige una piccola scuola ha un rapporto personale, relazionale, molto più vicino, molto più attento, molto più puntuale rispetto a un dirigente che gestisce un istituto gigantesco con alunni distribuiti anche in frazioni diverse. Ciò che mi stupisce di più comunque è sempre che il governo si occupi sempre della scuola e si occupi sempre della scuola come tagli. Si tagliano i dirigenti, si tagliano gli SGA, quindi è proprio a scapito della qualità, quando in realtà invece dovrebbe occuparsi proprio di migliorare la qualità, soprattutto il reclutamento di dirigenti, di docenti, di tutto il personale che poi alla fine ha in mano quello che è il futuro della nostra società. Certo, se la retribuzione dovesse rimanere la stessa a livello di dirigenti, di SGA e personale, ne potremmo anche discutere. Bisogna vedere poi il numero di plessi, questo è anche vero, ma si può affrontare. Certo, bisogna migliorare sicuramente il middle management, quello che non viene mai preso in considerazione, perché è chiaro che se un dirigente deve avere la responsabilità di 1000 alunni, anche magari ripartiti in edifici diversi, è altrettanto importante che ci siano in qualche modo a dirigere ognuno di questi plessi delle persone con delle qualifiche specifiche. Non si può sempre affidare tutto ai docenti collaboratori che magari poi hanno 18 ore in classe e quindi è chiaro che non riescono a gestire adeguatamente il plesso loro affidato. Non la vedo come una cosa negativa perché, ripeto, la vedo come una cosa, una situazione che è già iniziata da tanti anni e che ora tocca anche regioni in cui magari le scuole di 600-500 alunni esistevano ancora tranquillamente e quindi non hanno mai percepito questo numero così elevato di alunni.